fabbricati in zona agricola quando sono poi vincolati come fabbricati storici, che naturalmente non vuol dire ville venete, ma stiamo parlando di molta parte di quei fabbricati che sono anche piccoli ma grandi, dismessi da molti anni, in questo momento stanno diventando tutti ruderi, perché così è. L'imprenditore agricolo non ha più alcun interesse a spenderci sopra di soldi, e però sono intoccabili. Dovrebbero essere forse questi che nel ragionamento che ho fatto prima vengono demoliti e recuperati come volumetria. Mi chiedo se nell'analisi che è stata fatta questo supera il vincolo storico-architettonico dei fabbricati agricoli. No, attualmente no, perché un vincolo la regione, se poi il vincolo è posto da sovrintendenza per memoria storico, architettonica, agricola. No, sono schede fatte dai comuni. Ecco, lì arrivavo. Allora, altra cosa è capire, e forse lo potremo scrivere all'interno della delibera per i criteri dei crediti della rinaturalizzazione, che nel momento in cui gli edifici sono schedati, e quindi dovrebbe succedere così, cioè che il proprietario che ha questa scheda chiede lui cioè è il riconoscimento di edificio incongruo che in qualche modo dovrebbe permettere all'amministrazione comunale di togliere il vincolo. Se c'è coincidenza di interessi, lì ci sarà inevitabilmente una valutazione anche di carattere della memoria del territorio, perché probabilmente alcune case fanno parte della memoria di alcune zone agricole del Veneto, insomma, non è che si possa buttare giù tutto quanto. L'obiettivo qui era più magari di iniziare a pulire qualche capannone agricolo non più funzionale all'uso, qualche capannone che per mentalità nostra veneta non buttiamo mai giù, perché il cubo, il mattone, ma chi tornerà a utilizzare quel capannone agricolo? Mai più nessuno. Cioè, quindi lo spirito, il tentativo è una sfida un po' per tutti, è dire quel capannone agricolo che oggi vale zero, perché quel capannone vale zero, non ha nessun valore. Con questa norma cerchiamo di dargli un valore, che è il valore della demolizione, della rinaturalizzazione, della bonifica e del suo trasferimento all'interno del tessuto urbano consolidato. Questo è un meccanismo di credito. Bisognerebbe riuscire a far comprendere al proprietario di quel capannone che è ancora convinto che valga qualcosa. C'è una corrente di pensiero interessante che teorizza il diritto a rudere, che non esiste il diritto a rudere. Nel momento in cui il rudere diventa o crea un malessere alla collettività, io devo metterti nelle condizioni che tu quel rudere lo togli, ad esempio aumentandoti l'IMU. Tu lo lasci là, tanto non mi costa niente, poi metti o mangi in 10 anni te mangi il fabbricato, perché ogni anno ti aumento l'IMU, perché tu quell'edificio che non avrà più quel tipo di funzione, non tornerà mai più ad ospitare galline, è giusto che tu ti metta nelle condizioni di pulirlo. Ti diamo una possibilità all'interno di questa legge, proviamo a dialogare su come farlo. Però sto tema qua dovrà essere inserito all'interno della delibera della Giunta sulla necessità che i comuni valutino all'interno della scheda la possibilità di togliere il vincolo.